Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dopo l'alluvione nel Catanese, la bomba d'acqua ha colpito duro la zona ionica. Il torrente Continella ha allagato abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Gli abitanti: abbiamo perso tutto, la colpa è delle istituzioni. Gli allagamenti infiniti sulla A18 Messina-Catania. Al nostro microfono il direttore generale del CAS, il Consorzio Autostrade, Fazio. Resta critica la situazione a Ginostra, nell'isola di Stromboli, ancora sommersa da fango, e a Licata, nell'Agrigentino, allagata dall'esondazione del fiume Salso. Per i danni del maltempo a Catania interverrà anche il commissario per l'emergenza Alongi. Previste, anticipa il TG Sicilia, opere per sistemare strade e corsi d'acqua periferici. Siracusa, arance di piccole dimensioni, le vedete, a prezzi più alti. La siccità a cui il maltempo non ha rimediato colpisce anche la produzione di agrumi e le tasche dei consumatori. Capimafia in libertà, lascia il carcere, sempre per decorrenza Termini, anche il boss di Resultana, Giuseppe Corona. Considerato il re delle scommesse all'ippodromo di Palermo, era al 41 bis, condannato a 15 anni. Calcio, nella C in serie utile da 5 turni, il Catania torna al Massimino per ospitare il Latina e lanciare la sfida al Benevento. Trasferte per Messina e Trapani, impegnate rispettivamente ad Avellino e Monopoli. Bentrovati. Lacrime e fango. Nel Catanese la bomba d'acqua ha colpito duro la zona ionica. L'esondazione del torrente Continella ha allagato abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Gli abitanti lamentano: abbiamo perso tutto e la colpa è delle istituzioni. Tonino De Mana sul posto. Non c'ho niente da raccogliere in questo fango, che cosa devo raccogliere? Niente c'ho più, non c'ho niente, anche i muri sono saltati. Le lacrime rigano i volti, mentre il fango ricopre ogni cosa, gettando nella disperazione residenti e commercianti. Annunciato dagli esperti meteo, il maltempo ha colpito duro il versante ionico della Sicilia ed in particolare il territorio fragile al confine tra Giarre e Mascali. Si scava a mani nude, con le carriole che portano fuori da case e garage quel che si può recuperare, ben poco, a giudicare dalle immagini. Arredi e suppellettili distrutti dalla forza dell'acqua, elettrodomestici da buttare, così come giocattoli dei bambini. Grandi e piccoli ricorderanno a lungo il 22 ottobre 2024, altra data nefasta che si aggiunge all'alluvione del 13 marzo 1995. Sul banco degli imputati, questa volta, finisce il torrente Continella. Anni mandate segnali. È che non lo puliscono. Io ho fatto diverse comunicazioni, diverse esposte agli organi competenti e nessuno ha fatto niente. In ginocchio diverse attività commerciali, il piazzale che vedete è una strada totalmente ricoperta di fango dove si cerca di recuperare quel che resta. Tanta rabbia pure per quello che è successo, perché nel 2024 è impensabile vedere questo. Io ho già mandato PEC sia ai comuni interessati, perché qui è Giarre, lì è Mascali. Questa è regionale e quella provinciale, quindi ho già mandato un po' di PEC nella speranza che qualcuno mi aiuti. Si aggira quasi sbarrito anche lui nel fango, il sindaco di Giarre, Cantarella. Certamente non siamo sicuramente preparati a questo tipo di eventi e non essere preparati significa poi questo. Le competenze sono di molti, però è chiaro che la Regione in questo senso deve avere un ruolo, soprattutto di presentare progetti, di poter attivare delle procedure per poter evitare questo tipo di situazioni. L'ennesima bomba d'acqua pone l'accento sulla fragilità del territorio e sulle competenze, in realtà poco chiare, per uno scaricabarile tra comuni, regione ed ex province che infanga anche la dignità di chi ha perso tutto. Allagamenti senza fine nei giorni scorsi a causa del maltempo anche sulla A18 Messina-Catania. Al nostro microfono il direttore generale del CAS, il Consorzio d'Autostrade, Franco Fazio.
Uno svincolo, quello di Fiumefreddo sott'acqua, la cascata all'altezza di Capali. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato non pochi disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada Messina-Catania, evidenziando anche alcune situazioni di criticità sull'asfalto. Una situazione che è sui tavoli del Consorzio Autostrade Siciliane, dove si sta studiando la cartografia e la mappa aggiornata dei luoghi. Nel frattempo continua il lavoro sulla pulizia degli scogli. L'autostrada ha subito l'allagamento, non lo ha causato. Nella zona di Roccalumera in pratica l'acqua è tracimata da una strada provinciale e quindi una volta risolto il problema a monte poi l'acqua non è più defluita in autostrada, il problema si è risolto. A Fiumefreddo invece il problema è noto da tempo, ricorda il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, ma la pioggia di lunedì ha costretto a chiudere la rampa di immissione in direzione Catania. A Fiumefreddo invece allo svincolo c'è un problema che perdura da anni, che bisogna capire come e chi deve intervenire. Ci sarà qualche pecca nostra, qualche grata che non era perfettamente in ordine, ma a Fiumefreddo c'è un problema che deve essere risolto alla radice. Quindi, perché è sempre acqua che proviene da monte, da un canalone a monte dell'autostrada, per cui dobbiamo un attimino fare il punto per capire chi deve intervenire, come intervenire e fare in modo che il problema non si ripeta più. Beh, dottor Fazio, confidiamo in lei naturalmente. È ancora critica la situazione anche a Ginostra, nell'isola di Stromboli, ancora sommersa dal fango e a Licata, nell'Agrigentino, allagata dall'esondazione del fiume Salso. Lorena Dolci. Vedete come questa è la situazione, ha trascinato tutto qua giù accanto al mio negozio, questi sono tutti i detriti che ci sono per strada. A Ginostra tutto è rimasto com'è, il fango sceso dal vulcano ricopre ogni cosa. Le strade sono ancora piene di detriti, masse e pietre venuti giù dalla montagna dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Un fiume che ha tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Anche oggi le linee telefoniche non funzionano, ma per fortuna c'è internet. Gianluca Giuffre, che a Ginostra vive e lavora, ci mostra la situazione. Abbiamo ancora tutti i detriti e il fango nel villaggio, parliamo di 50 centimetri di altezza di materiale, anche di più in certi tratti, e c'è stato, come dire, qualche piccolo intervento di alcuni volontari locali, ma al momento non c'è, dall'esterno non abbiamo avuto interventi di ditte che possano insomma ripulire Ginostra, almeno diciamo per liberare le strade trattandosi di un vulcano attivo. Una trappola in caso di eruzione, senza considerare che le strade fanno da tappa ad ulteriori piogge. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case. Si continua a lavorare anche a Licata, sommersa dall'esondazione del fiume Salso. Colture e serre allagate, il mercato ortofrutticolo in tilt, una mazzata per l'agricoltura della zona. Ancora all'opera, varie squadre impegnate a liberare e pulire gli scarichi fognari otturati. Il comune ha ordinato di cospargere di sabbia le strade infangate per velocizzarne l'asciugatura e la successiva rimozione. Lasciamo questo panorama dettagliato ma desolante e passiamo dalla siccità alle alluvioni. Il commissario per l'emergenza maltempo, Duilio Alongi, intervistato al nostro TG, traccia le priorità di intervento della regione e fra queste c'è anche Catania. Luca Ciliberti. Dalla siccità alle alluvioni, l'ultima ondata di maltempo restituisce in tutta la sua drammaticità gli effetti dei cambiamenti climatici. Io faccio parte purtroppo anche della cabina di regia della siccità e passare in 24 ore, anzi in meno, in 12 ore, dal problema siccità al problema alluvione, e devo dire che anche i cervelli più abituati vanno in tilt. Il nuovo commissario scelto dal presidente Schifani è stato capo del Genio Civile. Attraverso le reti territoriali ha avuto subito contezza dei danni che la pioggia ha lasciato sui territori, individuando 5 fronti di intervento ai quali se ne è aggiunto un sesto proprio nelle ultime ore, quello di Catania. Catania mi ha chiesto dei danni, credo in 3 o 4 corsi d'acqua, mi ha segnalato anche alcune strade periferiche che hanno subito reali danni dalla bomba d'acqua. Per l'emergenza la Regione ha deliberato 2,8 milioni di euro.
I sindaci dei territori colpiti hanno lamentato un esiguo stanziamento di fondi rispetto ai danni effettivamente riscontrati sul territorio, soprattutto sul fronte delle serre e delle colture. L'ICAT ha stimato danni per circa 15 milioni di euro. È chiaro che siccome lì i danni reali sono in agricoltura, dobbiamo aspettare la quantificazione che farà Dario Cattabellotta. La delega di Alongi, così come lui stesso precisa, è circoscritta all'emergenza del 19 e 20 ottobre e durerà il tempo utile degli interventi per ripristinare la normalità nelle zone colpite. La siccità, a cui il maltempo non ha rimediato, come abbiamo appena sentito, colpisce anche la produzione degli agrumi. Nel siracusano è già iniziata la raccolta delle arance bionde, ma quest'anno i frutti sono più piccoli e per il consumatore i costi potrebbero essere più alti. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e queste arance arriveranno sulle nostre tavole. Siamo in un agrumeto della zona sud di Siracusa. Qui si producono le bionde, le prime della stagione ad essere raccolte in un'annata segnata dalla siccità. Ci colpisce già dall'anno scorso, quindi da dicembre fino a febbraio, che non ha piovuto. Noi aspettavamo le piogge, non ha piovuto, purtroppo è continuata, quindi i costi di gestione e costi di irrigazione continui, con trivelle sempre accese H24 su estensioni importanti, e le arance ne hanno risentito perché abbiamo pezzature piccole. Dalla piana di Catania al siracusano il prodotto non cambia, arance più piccole quindi, ma come precisano i produttori, sempre di alta qualità. Non ci sarà nessuna differenza fra l'anno scorso, potremmo avere in alcuni casi un lieve diminuzione della pezzatura. Sembrerà strano, ma le piogge di questi ultimi giorni non hanno spazzato via la siccità. Il problema resta, soprattutto sul raccolto di questa stagione, penalizzato dalla carenza idrica, e i costi al consumatore finale potrebbero aumentare. La grande distribuzione la fa lei i prezzi, noi produttori prendiamo sempre quello, o c'è siccità o non c'è siccità, il prezzo in campagna bene o male è sempre quello. Confagricoltura parla di una produzione dimezzata e chiede aiuto alla regione. Quello che è stato fatto finora non basta. Ci sono delle dighe ancora non collodate, sono oltre 20 dighe non collodate, chiaramente lì la competenza non è dell'assessorato agricoltura bensì del governo nazionale, ma c'è il problema dei consorzi di bonifica, con gli stessi consorzi che emettono bollette per beneficio irriguo mai ricevuto ai nostri agricoltori. Palermo aveva organizzato una truffa sul superbonus, attestava lavori mai realizzati e incassava un credito d'imposta dietro l'altro. La Guardia di Finanza di Palermo, su indagini del procuratore De Lucia, ha arrestato e posto ai domiciliari l'ingegner Pietro Cutrona. È accusato di truffa, emissione di false fatture e ricavi di crediti di imposta per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Lascia il carcere di Milano Opera il boss della mafia di Resuttana, Giuseppe Corona. Dopo la scarcerazione di 9 favoreggiatori di Messina Denaro, un altro rilascio per decorrenza a Termini. Anche per lui il re delle scommesse all'ippodromo di Palermo. Era al 41 bis, condannato a 15 anni. Maglio Viola. È tornato libero da ieri Giuseppe Corona, 56 anni, accusato di essere il reggente del mandamento mafioso di San Lorenzo a Palermo. Per lui l'ordine di scarcerazione è arrivato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Resta imputato, ma non detenuto. Si tratta della 10ª scarcerazione in 10 giorni dopo la liberazione di 9 favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, decisa dalla Cassazione il 14 ottobre ed eseguita in questi giorni. È una sconfitta dello Stato che non riesce a mantenere i processi entro i termini della ragionevole durata. La scarcerazione di Corona dunque è soltanto l'ultima di una lunga serie. Ex cassiere del bar del Porto di Palermo, Corona è considerato l'uomo d'oro del riciclaggio dei proventi illeciti di Cosa Nostra, dalle scommesse all'ippodromo ai proventi della droga. Arrestato nel luglio del 2018 come uomo del mandamento di San Lorenzo, viene considerato comunque anche il raccordo con l'altro grande e potente mandamento mafioso palermitano, quello di Porta Nuova. Per il re del riciclaggio potrebbero però arrivare presto altri provvedimenti, anche se non più la carcerazione. I 9 fedelissimi di Matteo Messina Denaro, scarcerati in precedenza, infatti sono stati raggiunti da un divieto di dimora, una misura legata a quella che il codice definisce pericolosità sociale.
Modica, situazione sempre più difficile al pronto soccorso, ridotti da 5 a 4 i medici che hanno un'utenza di 140.000 abitanti. A risentirne prima di tutto la salute dei cittadini. Veronica Barbarino. Il pronto soccorso di Modica è depotenziato, mancano i medici e i bandi vanno deserti nonostante gli incentivi economici. Si cerca di lavorare con le risorse che si hanno a disposizione, ma per usare una metafora si direbbe che la coperta è corta per offrire un servizio ottimale al bacino di utenza di 140.000 abitanti per cui è riferimento. La situazione è sempre più difficile dopo il diminuire del numero dei medici strutturati da 5 a 4, in grado di essere utilizzati per svolgere il turno di notte. Il quinto è stato trasferito di reparto in quanto vincitore di concorso. Come soluzione per sopperire all'assenza di una unità, l'uso del primario, in quanto responsabile del reparto, dice il direttore generale dell'ASP ragusana. Ma questo è stato oggetto di critica da parte del sindaco di Pozzallo, che primario di quel pronto soccorso lo è stato per anni. Questo significa distruggere un perno fondamentale dei servizi di emergenza-urgenza per gli audit, per l'organizzazione del servizio. Dopo un mio intervento si è cercato un altro tipo di soluzione, che è quello di privare i reparti internistici e ospedalieri della Guardia Medica Attiva e portarla al pronto soccorso. Quindi i pazienti ricoverati non hanno un medico di guardia. A farne i conti di questo disservizio è la salute dei cittadini, a sottolinearlo il medico e presidente del comitato civico, articolo 32. Ci sono attese che vanno fino a 3 giorni. Più volte mi sono trovato in questi pronto soccorso, tant'è che ho fotografato anche alcune situazioni, alcune condizioni che sono pericolose per la vita dei pazienti, ma che sono anche faticose per tutto il personale che è adibito in questa istituzione sanitaria. Oggi protesta in tutta Italia dei precari del Centro Nazionale delle Ricerche. A Catania il presidio per chiedere risposte e fondi per la stabilizzazione di 400 ricercatori. Giusy Lazzara. Sono laureati, tecnici e amministrativi impegnati in progetti di ricerca nei settori innovativi e di sviluppo del Centro Nazionale delle Ricerche. Restano per anni appesi a contratti che vengono rinnovati di anno in anno, vivendo così la vita da precari. 400 solo in Sicilia. Oggi la protesta nazionale che si è fatta sentire anche a Catania. Il presidio di 2 ore li ha fatti uscire dai laboratori per il flash mob e per protesta hanno appeso i camici sulla ringhiera del centro. Proprio nel momento in cui si riunisce il Consiglio di amministrazione del CNR. La parola precari poi non dice niente, è una parola vuota, perché si tratta di persone che hanno investito tempo ed esperienza all'interno dell'ente e che ad oggi non sentono di avere un futuro in questa realtà. Chiediamo le stabilizzazioni e uno scadenziario delle assunzioni. Pochi fondi destinati alla ricerca, lamentano i precari del CNR, rischiano di far fare passi indietro all'Italia fra i principali competitor nel mondo della ricerca internazionale. Come ogni mercoledì torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30 con un'ampia pagina dedicata ai vostri messaggi. Musica, Diodato, 2 date per il cantautore pugliese che stasera sarà al Golden di Palermo e domani sera al Metropolitan di Catania. Da Ti muovi a fai rumore, grande attesa per le sue composizioni raffinate. Desiree Ferlito. Stasera a Palermo, domani sera a Catania. Pausa, tra poco per il calcio, il Catania all'inseguimento della vetta. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, domenica prossima il Catania torna al Massimino per ospitare il Latina, trasferte per Messina e Trapani, impegnate rispettivamente ad Avellino e Monopoli. Sergio Colosi.
Il Catania, in serie utile da 5 giornate, lancia la sfida al Benevento e dietro guarda l'Avellino. Sembrano queste le formazioni più accreditate per la promozione diretta in B. I rossazzurri hanno ripreso il ritmo delle consuete sedute settimanali, una al giorno, con vista all'impegno di domenica al Massimino contro il Latina, che ha esonerato il tecnico Padalino. La certezza è che De Rosa, impegnato in un lavoro differenziato, non potrà recuperare per la prossima gara. Tempi più lunghi per Sturaro e ancora di più per Di Tacchio. 3 pedine di spessore ed esperienza, ma il Catania ha dimostrato qualità e panchina lunga. Carpani è tornato in gruppo, sta bene anche Inglese, pronto a partire titolare contro i laziali che hanno fatto un solo punto nelle ultime 5 partite. Quel pareggio è arrivato contro il Messina, specialista da 3 settimane del segno X. Cercasi gol in casa giallorossa, dove l'infortunio di Anatriello complica i piani di Modica. Non perdere nell'appuntamento di domenica sarebbe già un bel segnale, tenuto conto che l'avversario si chiama Avellino, 4 successi di fila dall'arrivo dell'ex biancolino. La prima siciliana di Serie C a scendere in campo sarà il Trapani, che sabato eredita quel Monopoli senza difesa graziato dalla formazione peloritana. I pugliesi sperano di recuperare qualche pedina, altrimenti sarà difficile fermare l'attacco granata, che comunque alterna prestazioni anonime ai 5 gol contro Audace Cerignola e Potenza e ai 4 con la Turris. Giuseppe Corona, avete visto, il re delle scommesse all'ippodromo di Palermo, al 41 bis a Milano Opera, è stato scarcerato perché sono decorsi i termini massimi di custodia cautelare. Cioè non è stata depositata nei tempi previsti la sentenza di condanna in appello a 15 anni e 2 mesi pronunciata il 27 marzo scorso. 27 marzo. In 7 mesi non si è stati in grado di depositare una sentenza di condanna per un capomafia pericoloso e attivissimo, con una serie di contatti e ramificazioni nella zona grigia, quella a metà tra la malavita organizzata e la società per bene, in doppio petto. 7 mesi non bastano per depositare una sentenza di condanna già emessa. Un fatto gravissimo che arriva dopo la scarcerazione degli altri pericolosi mafiosi, quelli intimi di Messina Denaro. Noi non vogliamo entrare neanche un po' dentro il contrasto attuale tra politica e magistratura, i migranti in Albania, il decreto del governo, la protesta dell'associazione magistrati, nulla di tutto questo. Diciamo però con la voce chiara che la scarcerazione di capi mafia per decorrenza termini è uno scandalo, e che la magistratura ha tra i suoi doveri, anzitutto, quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e di scongiurare la sfiducia e lo sconforto dell'opinione pubblica. TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.